Sospese momentaneamente anche in regione su disposizione dell'AIFA le vaccinazioni con il siero AstraZeneca, nuovo lotto sotto sequestro, oltre 10.000 dosi, in Friuli Venezia Giulia 7.000 già inoculate. Troppi ricoveri Covid, il Santa Maria della Misericordia di Udine in affanno per i ricoveri legati ad altre patologie, si ricorre a strutture private, 40 posti al casa di cura, pronto soccorso intasato. Lungo le strade si muovono i pendolari, ma nel primo giorno di zona rossa in regione le città sono semideserte. Col Vademecum su regole e restrizioni con i cittadini che sperano sia davvero l'ultimo sacrificio. Dagli asili nido all'università, da oggi e probabilmente fino a dopo Pasqua, sono 193.000 i bambini e ragazzi che trascorreranno in casa le loro giornate. In famiglie si dividono spazi e connessione. Udinese da prime 10 chiede Parompozzo, un risultato raccolto in 14 delle ultime 25 stagioni concluse, 7 delle 11 rimanenti sono al post Guidolin. Se ne parla a Bianconero XXL dalle 21. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Sono state sospese momentaneamente anche nella nostra regione le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. La decisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco dopo il sequestro di un nuovo lotto del siero disposto dalla Procura di Biella, questo in seguito al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. 10.000 le dosi incriminate nella nostra regione, 7.000 di queste sono già state inoculate. Altre 10.100 dosi del vaccino AstraZeneca dopo le 5.000 della settimana scorsa sono state sequestrate in tutta la nostra regione dai carabinieri del NAS di Udine. Come è accaduto nei giorni scorsi, le dosi cui sono stati apposti i sigilli sono relativamente poche, esattamente 2.980. Le altre sono state già tutte inoculate. In Friuli Venezia Giulia ne sono rimaste in giacenza 620 all'azienda sanitaria Friuli Centrale e 2.360 nella Friuli Occidentale. I militari del NAS hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Biella relativo al lotto di vaccino Covid-19 prodotto dall'azienda AstraZeneca, identificato dal numero ABV 5811. Pochi giorni fa erano stati sequestrati, sempre in Friuli Venezia Giulia, i lotti sospetti, identificati invece dal codice ABV 2856 dopo i 2 decessi di 2 vaccinati in Sicilia. Allo stato non vi è alcuna correlazione diretta con i casi di decessi segnalati. I sequestri vengono fatti in via cautelativa per eseguire le opportune analisi cliniche per confutare la pericolosità del farmaco. Dunque sospensione delle somministrazioni in Italia e in Germania, decisione che preoccupa la regione perché potrebbe rallentare ulteriormente la campagna vaccinale. Il governatore in ogni caso chiede alle case farmaceutiche di accelerare le forniture. Intanto oggi a Trieste sono stati presentati i tamponi salivari, una nuova arma contro il Covid. Anche oggi è uscita AIFA, ma tutte le realtà scientifiche hanno certificato che non c'è correlazione tra AstraZeneca e controindicazioni che ci hanno raccontato in questi giorni. Addirittura si parla di 15 tromboti su 17 milioni di vaccini inoculati. Il fulmine a ciel sereno è arrivato a metà pomeriggio quando Italia e Germania hanno deciso di bloccare il vaccino AstraZeneca, uno stop temporaneo e in via del tutto precauzionale in attesa di una conferma da parte di EMA sulla sicurezza, comunque più volte ribadita, della profilassi anti-Covid. Dalla regione trapela una profonda preoccupazione per una scelta che potrebbe rallentare ulteriormente la campagna vaccinale, in quanto l'Agenzia Europea potrebbe impiegare un giorno, ma anche 2 settimane per fare chiarezza. Federica aveva comunque approvato la scelta del governo di modificare la campagna vaccinale passando dalle categorie alle fasce d'età. Allora la battaglia dobbiamo farlo chiedendo alle aziende farmaceutiche che rispettino i contratti che hanno firmato, visto che oltretutto hanno preso i soldi in anticipo, voglio ricordare, centinaia di milioni di euro, e non invece lanciare queste campagne terroristiche con gente che dopo non viene a vaccinarsi, perché questo vuol dire penalizzare tutta la popolazione dal punto di vista sanitario e fare un danno anche economico, sociale, lavorativo enorme. A Trieste è stato presentato anche il nuovo test salivare, valido a livello molecolare ma non clinico, attraverso il quale è possibile individuare il Covid. Si tratta di un tampone da tenere in bocca per circa 2 minuti che poi viene inserito in una provetta e analizzato dai laboratori. Sarà strumento utile negli screening di massa, ne sono in arrivo 90.000, e per consentire alle aziende sanitarie di risparmiare sui DPI, in quanto non serve la presenza di un operatore. Il vantaggio per il paziente chiaramente
il fatto che non è traumatico. Per l'operatore è minore il rischio di infezione, perché non serve che si bardi, tutto il processo diventa più veloce, il campione è un campione standardizzato, per cui non risente della manualità che può avere l'operatore. La replica del vicepresidente della Regione Riccardi all'appello intersindacale dei rappresentanti dei lavoratori della sanità che hanno chiesto lo stop alle attività differibili. Hanno posto dei temi importanti in maniera seria e per questo li ringrazio. Non manca la volontà di assumere, ha detto Riccardi, mancano i laureati. Una situazione di estrema difficoltà per l'aumento esponenziale dei casi di Covid negli ospedali di Udine e Palmanova, con i reparti di pronto soccorso, le terapie intensive, quelli di medicina, la radiologia e tutte le strutture di supporto in grave affanno, ed è reale il rischio di non poter assicurare la doverosa assistenza ai malati gravi. Praticamente tutte le sigle sindacali hanno voluto lanciare l'allarme in una lettera al prefetto di Udine, al vicegovernatore Riccardo Riccardi, alla direttrice della direzione salute regionale Gianna Zamaro e al direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Braganti. I sindacati chiedono la chiusura immediata e non più rinviabile delle strutture con attività differibile per recuperare risorse umane strutturali da assegnare a quelle coinvolte nell'emergenza urgenza Covid. A questo si aggiunge l'appello a coinvolgere tutte le altre strutture della regione, comprese quelle accreditate. Un appello che il vicepresidente definisce serio e costruttivo. Hanno posto dei problemi che condividiamo, tanto è vero che già il giorno prima noi avevamo deciso di fare queste manovre. Le manovre ormai riguardano una gestione unitaria del sistema ospedaliero, perché abbiamo delle aree che sono più soggette a delle pressioni. È chiaro che c'è la necessità di ridurre fino a chiudere l'attività differibile per concentrarci su questo. È anche vero che continuiamo a dire che manca il personale e noi siamo perfettamente d'accordo, il problema è che non c'è una scarsa volontà delle aziende di assumere il personale, il problema è che il personale non lo troviamo. Abbiamo ancora questo periodo che io considero il periodo più difficile, perché le mutazioni e le varianti sono all'origine dell'andamento del contagio come lo registriamo ed è evidente che dobbiamo fronteggiare questa cosa con la fatica di un anno alle spalle. Dobbiamo farcela e io sono convinto che anche in questa cosa noi ce la faremo. E per l'incremento dei ricoveri Covid è in affanno l'ospedale di Udine, con la necessità di ricorrere a strutture private Covid-free per posti letto per altre patologie, come ad esempio alla casa di cura città di Udine. Per evitare di intasare il pronto soccorso, il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale invita i cittadini con patologie di lieve entità a rivolgersi prima di tutto al medico di famiglia. C'è un rincorrersi di voci che l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sia sull'orlo del collasso, da una parte per l'emergenza Covid e dall'altra per il ridimensionamento di prestazioni per altre patologie. Il discorso collasso è una parola grossa, certamente siamo sotto pressione notevolmente. Da una parte questa paura però, se mi posso permettere, non la vedo in tutta una serie di manifestazioni in cui vedo assembramenti di persone senza mascherina. I servizi effettivamente che stanno funzionando. E sempre i servizi dell'emergenza, gli oncologici classe A, quelli proseguono. Proseguono anche alcune attività ambulatoriali minori, la riduzione delle quali non avrebbe portato un vantaggio in termini di recupero di personale. Dovete rivolgervi a questo punto al privato, a strutture pulite? Allora, con il Città di Udine siamo già in contatto, ci stanno già aiutando da questo punto di vista per darci disponibilità di posti letto, in questo caso non Covid. Pronto soccorso, lamentele, code infinite, non ci sono ambulanze a sufficienza per trasportare i malati in ospedale. Non dico di fare attenzione, i cosiddetti codici bianchi e verdi per i quali abbiamo riscontrato comunque molti arrivi, sarebbe opportuno magari se tramite il medico di famiglia si attenessero a quelle che deve essere un comportamento, cioè evitare di presentarsi al primo problema, al primo sintomo al pronto soccorso. Sul fatto del personale ormai è passato un anno e un mese da quando ho cominciato la prima richiesta di personale infermieristico. Non abbiamo mai smesso e stiamo procedendo. In questa fase abbiamo tutto il personale che è impegnato oltre sul fronte interno, adesso siamo impegnati sugli altri fronti legati al discorso della vaccinazione, contact tracing, oltre al fatto dei tamponi.
per cui abbiamo necessità di personale su tutti questi fronti. A questo riguardo avevamo attivato anche un bando che è stato criticato da alcune componenti sulla ricerca di volontari. Già ad oggi abbiamo oltre 30, se non sbaglio circa 37 adesioni in questo senso, come altre 27 adesioni su pensionati che impiegheremo molto probabilmente nella campagna vaccinale. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono 17 le persone decedute con Covid. Per quanto riguarda poi la positività ai tamponi, nei molecolari dell'11,48% con 369 nuovi contagi rilevati su 3.214 tamponi eseguiti. Per i test rapidi antigenici, 29 i casi rilevati su 444 test eseguiti, 6,53 la percentuale di positività. Sono 70 ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in altri reparti sono 532, 13.836 le persone in isolamento. E quello di oggi è il primo giorno in zona rossa. Allora riassumiamo quali sono i divieti in vigore. Da oggi il Friuli Venezia Giulia passa alla zona rossa, che manterrà presumibilmente fino al 5 aprile, al termine del lockdown pasquale. Vediamo nel dettaglio le misure restrittive stabilite anche dal nuovo decreto. Il coprifuoco resterà invariato fra le 22 e le 5. Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. Ci si potrà spostare per motivi di lavoro, salute o urgenze, compilando l'autocertificazione in caso di controlli delle forze dell'ordine. Da oggi è prevista l'attivazione della DAD e la contemporanea sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Come da prassi, ammessa l'ingresso dei fedeli sarà contingentato con l'obbligo di mascherina, di distanza di sicurezza e il divieto dello scambio della pace. Sarà possibile spostarsi per raggiungere solamente il luogo di culto più vicino a casa. È possibile raggiungere le seconde case anche in un'altra regione, solo se si è proprietari della casa o se la si è affittata prima del 14 gennaio del 2021. Questa regola è valida per il proprietario e i suoi familiari. Sono vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici e parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile sarà invece consentito una volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione tra le 5 e le 22 a un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni. Bar e ristoranti sono chiusi, resta consentito l'asporto e la consegna a domicilio a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze. È consentita, senza limiti d'orario, la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Rimangono chiusi barbieri e parrucchieri. Aperte invece le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa e negozi per l'abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli. Nella zona rossa sono ammesse passeggiate ed attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare 1 metro di distanza da altre persone. Ok anche alle attività sportive esclusivamente nel territorio del proprio comune dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri. Se si fa corsa o bici è possibile anche sconfinare nel territorio di un altro comune. Scuole dunque tutte chiuse, sono 193.000 i bambini e ragazzi che rimarranno a casa fino presumibilmente a dopo Pasqua e in casa divideranno gli spazi e la connessione con i genitori in smart working mentre loro appunto faranno la didattica a distanza.
Mondo della formazione in lockdown in Friuli Venezia Giulia. Da oggi tutti a casa, dall'asilo nido fino all'università. Con l'ingresso in zona rossa, infatti, la didattica a distanza, già prevista in regione dalle scuole medie in poi, è stata estesa anche agli altri cicli. Sono 193.000, partendo dai piccoli ospiti dei nidi ed arrivando fino agli studenti universitari, i bambini e i ragazzi che da oggi e molto probabilmente fino a dopo Pasqua trascorreranno le giornate tra le mura domestiche anziché nelle loro aule. Con i quasi 50.000 iscritti alle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, tra elementari, medie e superiori sono 130.500 gli studenti che frequentano le lezioni dalle loro camerette, dai salotti o in cucina, dividendo gli spazi disponibili con i fratelli in DAD e molto spesso con i genitori in smart working. Sono a casa anche quasi 26.000 bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e oltre 6.000 bimbi dei nidi. Le scuole non sono chiuse e continuano ad ospitare alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ai quali è garantita la didattica in presenza, così come si svolgono anche le attività di laboratorio previste per gli istituti tecnici e professionali. Nelle circolari che i dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia hanno inviato alle famiglie si ricorda come le scuole restino aperte anche per gli studenti che non dispongono dei dispositivi informatici e della connettività necessari per seguire le lezioni da casa. Alcune scuole si sono limitate a dire che la didattica a distanza parte oggi, altre si sono spinte in più in là, aggiungendo che così sarà fino al 6 aprile. E sulla didattica a distanza interviene l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia per dare alcune indicazioni utili a viverle al meglio. Anzitutto evitare di contrapporre in un momento di emergenza come questo la scuola in presenza alla scuola a distanza e dunque non alimentare battaglie le cui conseguenze finiscono per scaricarsi sui figli che hanno necessità invece di essere affiancati in un clima sereno, suggerisce il presidente dell'Ordine Roberto Calvani. Quello che conta è far capire ai bambini che anche la scuola del remoto è scuola. Per questa operazione, oltre agli insegnanti stessi, sono arruolati i genitori che devono sentirsi investiti di un compito di coaffiancamento e di supporto ai figli, soprattutto penso a chi frequenta le scuole primarie e la secondaria di primo grado. Le ricette che possono servire ai genitori dei più piccoli si riassumono in 3 parole, spiega ancora Calvani: motivazione, empatia e ascolto attivo. L'essenziale è non far pesare sui figli questa lontananza dalla scuola. Primo giorno di zona rossa anche a Pordenone, che si presentava come altra città della Friuli Venezia Giulia semideserta. Le persone sperano che questo sia davvero l'ultimo sacrificio e alcune sottolineano come il Friuli occidentale, a parer loro, non meritasse queste restrizioni. La zona rossa a Pordenone fa discutere, in primis per i numeri che la pongono tra le aree a più basso tasso di contagio del nord-est, con 156 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, a fronte dei 250 come soglia critica. E così, in una città semideserta, c'è chi pone la questione. Pordenone non aveva bisogno di essere chiuso. Mi metto nei panni anche di questi esercenti che non hanno un po' di guadagno, sono veramente a terra. Per altri bisogna adeguarsi sperando che le limitazioni durino il meno possibile. Io non sono un virologo, sono un ristoratore e devo accettare quello che dicono. Sì, noi pensiamo che sarebbe ingiusto, però se è così vuol dire che deve essere così. E così c'è chi approfitta per portare a spasso il cane e chi si concede un caffè da asporto incrociando le dita per il lavoro. Io lavoro lì all'Hotel Moderno, ma purtroppo è proibito, non ci sono clienti, quindi siamo tutti in classe integrazione e speriamo che il tempo migliori le cose, speriamo. La speranza ha un nome per tutti, vaccino, ma con tempi rapidi. Speriamo che passi prima possibile, perché la soluzione è proprio vaccinarsi il più possibile, vaccinare tutti, altrimenti non se ne esce. La rossa necessaria, come è necessaria una riorganizzazione delle vaccinazioni, perché fino adesso diciamo che la nostra regione è andata abbastanza bene, però se non arrivano i vaccini, una volta che si riapre c'è sempre questo rischio. E in zona rossa giù le serrande per barbieri e parrucchieri che in precedenza avevano potuto lavorare e ora non si aspettavano questo stop. Con l'ingresso in zona rossa si sono abbassate anche le serrande dei parrucchieri, che in precedenza avevano sempre potuto lavorare anche nelle aree interessate dalle maggiori restrizioni. La scorsa settimana è stata una corsa all'ultima messa in piega o alla sistemata ai capelli, poi con domenica, per chi ha lavorato sfruttando la deroga, è calato il sipario. Ristori con i codici Ateco
ci hanno dato solo un anno fa i 600 euro e in 2 tranche e adesso per adesso non si sa ancora. Io lavoro e porto a casa uno stipendio, ma solo io lavoro perché mia moglie fa la casalinga e quindi è un problema grosso. Una situazione complicata per la categoria che pure ha sempre garantito il massimo della sicurezza ai clienti. Mascherini, dispositivi, le distanze di sicurezza, al posto di fare 30 clienti ne fai 15, cerchi insomma di essere il più bravo possibile, a cercare di mantenere le distanze eppure anche niente, no, tutto questo è inutile. Un cliente alla volta ogni 40 minuti pur di mantenere le giuste misure, eppure non è servito a niente. E soprattutto restando di più a casa, occhio alle canne fumarie, a una loro pulizia regolare, i consigli dei vigili del fuoco. Come possiamo evitare che si sviluppino questi incendi? Utilizzare quelle canne fumarie che diciamo così vengono prodotte, è classica la marcatura CE, in cui vengono date indicazioni sul corretto utilizzo, sul corretto montaggio e la successiva manutenzione del tempo di queste canne fumarie. Oramai esistono molte ditte cosiddetti di fumisti, spazzacamino, cioè gente che per mestiere fa questo di pulire i camini e c'è anche la possibilità con delle video ispezioni di controllare anche la qualità, no, dei camini, soprattutto su quelli più vecchi, costruiti nelle maniere tradizionali, no, con quegli elementi refrattari. È importante farla proprio perché all'interno dei camini spesso si depositano, no? Quella detta la fuliggine, i cosiddetti incombusti, che come dice il nome stesso, incombusti, non hanno ancora subito l'intera combustione, quindi potrebbe capitare che ogni tanto il camino va a fuoco, no? Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Ex caserma Cavarzerani e Borgo Stazione al centro dei primi impegni del nuovo prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che si è insediato oggi nel palazzo del governo del capoluogo friulano, proveniente da Gorizia. Col questore abbiamo dibattuto, insomma, analizzato alcune delle criticità che sono sicuramente note, su cui mi sono riservato a stretto giro in qualche giorno di fare anche un mio sopralluogo insieme ai colleghi e al sindaco per vedere effettivamente la situazione e rendermi conto di questa percezione di insicurezza che comunque è oggetto di valutazione anche in sede di RTC e di comitato. L'impegno di Udine è importante, cioè abbiamo 134 comuni, quindi una realtà molto più variegata, dalle Alpi al mare, quindi tutta un'altra situazione, ma le tematiche, quelle soprattutto sull'immigrazione e sull'integrazione, sono molto simili, quindi su questo diciamo che sono abbastanza collaudato. E restando Udine andiamo in via Baldasseria Media che dopo 5 anni di attese e polemiche ha un parcheggio sia a disposizione del plesso scolastico che della popolazione residente. Dopo oltre 5 anni d'attesa sono state tolte le transenne che bloccavano il parcheggio antistante la scuola Alberti di via Baldasseria Media a Udine. La proprietà ha ceduto l'area al comune. Dal 2018 abbiamo iniziato l'iter per acquisire in qualche maniera la proprietà. L'atto è stato firmato una settimana fa, le transenne sono state tolte come d'accordo col proprietario e quindi quest'area a parcheggio può essere utilizzata adesso dai proprietari che sono a fianco, quindi dalle lottizzazioni che sono a fianco, ma soprattutto dai genitori che possono portare i figli a scuola. Questo sfogo, diciamo, permette di mettere in sicurezza moltissimi genitori e moltissimi residenti. Qui che cosa farete? Come interverrete? Una volta ceduta l'area, adesso la sistemeremo come possiamo inizialmente, è già praticabile però evidentemente. Qui andremo più avanti a fare anche dei lavori di rifinitura per quello che concerne anche le aiuole che verranno un po' sistemate e anche la parte proprio delimitata con delle strisce per fare gli stalli che attualmente non ci sono. Un infortunio sul lavoro questa mattina in autostrada all'altezza di Ugovizza. Un uomo mentre lavorava a bordo strada è caduto da 4 metri di altezza tra 2 viadotti e ha riportato lesioni gravi. L'operaio, siciliano classe 62, è sempre rimasto cosciente. L'elicottero decolato dalla base di Campoformido per trasportarlo all'ospedale di Udine.
La Fondazione De Claricini Don Parker di Moimaco festeggia 50 anni di attività a sostegno della cultura e lo fa anche rendendo omaggio al Dante friulano attraverso una mostra di codici presenti sul territorio. La Fondazione De Claricini Don Parker di Bottenico di Moimaco festeggia 50 anni dalla sua istituzione. È nata nel 1971 con decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat con la missione di custodire e produrre cultura. Gli eventi per celebrare questo anniversario coincideranno con il progetto dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A settembre la Fondazione promuoverà una mostra di codici presenti in Friuli, tra i quali uno dantesco originale friulano risalente al 1466. Un progetto, ha spiegato il presidente della Fondazione Oldino Cernoia, che sarà fulcro del rilancio del ruolo della villa nel cividalese e a livello regionale. Il motivo principale è che nella famiglia dei conti De Claricini Dorpacher, Niccolò De Claricini Dorpacher Senior esemplò la Divina Commedia nel 1466, unico codice miniato che fu trascritto a Cividale del Friuli e nel Friuli. Prendendo lo spunto da questa opera meravigliosa che tuttora esiste e che sarà esposta al Museo Archeologico di Cividale da settembre a novembre di quest'anno, sperando ovviamente che la situazione pandemica ce lo consenta, saranno esposti assieme al codice De Claricini tutti gli altri codici presenti in Friuli. Sarà un anno particolarmente speciale, pieno di eventi, delle mostre, degli spettacoli, delle attività e degli eventi culturali che tracceranno tutto il nostro percorso. Lo sport tra poco a Sport FVG, ma anche questa sera a Bianconero XXL, spazio ai numeri dell'Udinese. Analizzeremo le volte in cui è arrivata tra le prime 10 a seguito delle parole pronunciate da Paron Pozzo. Era praticamente la normalità. Prima del 2015 solo in 4 occasioni su 18 non aveva centrato questo obiettivo, delle altre 11, 7 nelle ultime 7 stagioni consecutive. Poi a Sport FVG spazio anche a un Pordenone decimato che domani affronta la capolista Empoli, ma parleremo anche di basket con la storica finale di Coppa Italia di A2 della Delsere con Udine e Lignano che si preparano e eventualmente sperano di poter ospitare la Coppa Italia di categoria. E poi le reazioni nel calcio dilettanti allo stop dell'eccellenza. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.